Non chiudo il microfono. Allora, io tengo il microfono acceso e spegnete i vostri quando non parlate. Allora, buonasera a tutti, siamo presenti al Consiglio Comunale, il segretario è presente qui con me, le chiederei, inizio con l'appello. Allora, Revelant Roberto. Presente. Carnielutti Loris. Assente giustificato, potrebbe arrivare dopo. Canci Andrea. Non c'è. C'è Andrea, sì. Perché non dice sì? Canci Andrea. Un attimo, presente. Ok. Chiamato. Presente. Palese Andrea. Presente. Di Giusto Mauro. Presente. Sì. Bosello Nicola. Sì. Presente. Ferragotto Monica. Presente. Balog Zagorka. Presente. Giao Michelangelo. Presente. Zilli Raffaella. Presente. Patato Luigino. Presente. De Cecco Luca. Presente. Brollo Andrea. E quella... Cosa ha detto? Forse questa di qua, adesso vediamo. Saltalo un attimino. Scinto Giovanni. Dov'è? Sì. Non parla neanche lui? Non parla? Scinto non parla? Funziona Giovanni? Sì, è arrivato. Londero Gialgisa. Sì. Presente. Venturini Sandro. Sì. Presente. Patat Mariolina. Presente. Sì. Pischiuti Marco. Presente. Venturini Sonia. Presente. Gurisatti Damiano. Sì. Presente. Vidoni Teresa. Presente. Assessori esterni. Gubiani Mara. Presente. Venturini Giovanni. Non si sente? Presente. Sì. Goi Davis. Presente. Sì. Pirilli Flavia. Presente. Sì. Quindi abbiamo Brolo Andrea. Sì. Brolo Andrea. Però non lo vedo. E Loris Cagnellutti è ancora assente. E vediamo dopo arriva. Brolo e... Mariolina, sì, Mariolina, adesso... Sì, mi comunicano che non si vede la ripresa Permetta un secondo. video. Qui. No, dovrebbe vedersi allora. Si vede, sì. Si vede. Si vede? Si vede. Perfetto. Ci può essere problemi di connessione per qualcuno, però se si Tutto vede, ok? tutto ok, mi confermano che si vede anche qua. Sì. Sì, ok. Sì. Bene, allora inizierei col punto numero 1 all'ordine del giorno. Sì. Allora, ringrazio della presenza l'architetto Brugnoli. Allora, stiamo parlando della variante numero 64. Questa variante è è puntuale e limitata a seguito di indicazioni che già erano state individuate in una variante antecedente, credo si parlasse degli anni 2010-2012, quel periodo in cui ero assessore all'urbanistica nella prima amministrazione urbani, nella quale avevamo proposto di introdurre delle misure volte alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, e queste misure si fondavano in due principi fondamentali. Uno, il recupero dei fabbricati rurali e le ex stalle che poi
sono state puntualmente come si può dire, schedati all'interno proprio di una variante del piano regolatore concertata con la Regione Friuli Giulia ed anche innovativa, devo dire, in questo percorso. C'è stato un primo intervento che proprio era volto a recuperare quei fabbricati che non avrebbero più avuto alcun utilizzo e quindi era anche, tra virgolette, pionieristico rispetto a quello che è accaduto dopo anche nella normativa nazionale e regionale e anche e soprattutto negli incentivi che si sono succeduti. Chiedo cortesemente di spegnere i vostri microfoni, cortesemente, e quindi ha avuto un percorso poi che è stato confermato anche dalle varie normative e rafforzato anche dagli incentivi di natura rispetto alle detrazioni fiscali che si sono poi succedute dai vari governi e che sono state sempre poi implementate. A questa prima misura c'era un'altra misura inserita in quella variante proposta in quegli anni, ove tendevamo a stimolare il trasferimento delle attività produttive dal contesto urbano verso le zone più proprie e più atte ad ospitare attività di natura artigianale o produttiva. Questa è stata una scelta di allora ed è stata una scelta confermata con questa prima variante che va in questa direzione, volta in particolare a migliorare la qualità della vita dei cittadini, perché ciò porta senz'altro ad un minore inquinamento acustico, una minore emissione di polveri, ad una minore presenza di mezzi pesanti all'interno del contesto urbano, e questo senz'altro non fa che migliorare la qualità della vita dei contesti urbani. Io lascerei la parola all'architetto Brugnoli se vuole integrare ovviamente la mia prima parte del commento, e dopo lascio la parola ovviamente a tutti i consiglieri. Prego, architetto. Mi sentite? Molto bene. Sì? Ok, perfetto. Intanto saluto tutti, buonasera. Allora, il sindaco ha già detto una cosa importante, cioè questa variante, diciamo l'idea di questa variante è iniziata quando l'attuale sindaco era assessore all'urbanistica, perché all'epoca avevamo inserito nel piano struttura la possibilità di fare questo tipo di operazione. Poi sono passati gli anni, abbiamo fatto altre iniziative e il sindaco ha poi voluto fortemente che invece si desse attuazione a questa parte del piano struttura nostro. Difatti chi ha letto la variante vede che non ci sono modifiche al piano struttura, in quanto noi dal punto di vista dell'obiettivo e delle strategie da seguire eravamo già con le precedenti varianti, eravamo già diciamo a posto rispetto a questo. Questa è una variante un po' particolare, di quelle che non si fanno, a me non era mai capitato, per dire la verità, di fare una variante così. È particolare perché il problema delle aree dismesse è in genere un problema di cui ci si occupa per grandi superfici, no? Quindi anche se voi avete curiosità di leggere il dibattito che c'è in Italia su questa questione, c'è un grande dibattito dagli anni '80, ci sono anche stati diversi interventi, insomma, ormai è una cosa consolidata, però questo tipo di interventi hanno sempre riguardato delle grandi aree, delle grandi zone industriali o aree sede di complessi produttivi importanti che erano dismessi. E quindi c'è tutta una legislazione, in parte anche nostra regionale, c'è qualcosa anche a livello regionale nostro, fatto se non ricordo male per il Manzanese, per le zone industriali del Manzanese, che interveniva su questo tema. Il problema delle aree dismesse a Gemona invece è un problema diverso ed è il problema che è comune alla nostra regione, soprattutto quelli diciamo non Udine, non Trieste, ma gli altri comuni medi e anche medio-piccoli. Ed è il problema del modello casa capannone, no? Molto spesso questi nostri comuni hanno la zona industriale, però all'interno dei centri urbani si è consolidata questa forma di attività produttiva, in genere di tipo artigianale, connessa alla residenza. Il lavoro che abbiamo fatto, quindi in questo caso noi facciamo una variante che a differenza di come si fa solitamente, perché solitamente anche a me è capitato di risolvere il singolo problema di un singolo ambito, con questa variante invece noi affrontiamo il problema in un altro modo e lo affrontiamo in maniera complessiva. Velocemente, la variante è partita da una ricognizione fatta dall'ufficio tecnico, devo dire che assieme a me, ma fatta dall'ufficio tecnico, che ha fatto delle verifiche su tutte le zone di 3,
Le D3 sono le zone che riconoscono insediamenti artigianali e industriali esistenti, ha fatto delle verifiche per vedere quali erano effettivamente dismesse o in fase di dismissione, e anche quelle per cui i proprietari legittimavano questa dismissione, perché è ovvio che con la variante che adottiamo stasera, in quelle zone lì non ci potrà più essere insediamenti di tipo artigianale o di tipo produttivo, perché entrano in un'altra categoria di interventi. Quindi si è fatta questa ricognizione ha portato a dividere i contenuti della variante in due gruppi grossi. Allora, un primo gruppo sono le zone D3 per le quali noi mettiamo in atto un'azione di riconversione, di ridestinazione di queste zone, e sono tutte quelle zone, sono 11, ne abbiamo verificate, che hanno la casa e il capannone, dove i proprietari, l'attività è dismessa per 10 di loro e per uno in via di dismissione, dove i proprietari, che so che sono stati interpellati, si sono detti favorevoli a questo tipo di operazione. Allora, per queste 11, per questo gruppo di 11, dei primi 11, la proposta è assolutamente uguale per tutti. E in cosa consiste la proposta? Consiste nel classificare queste zone in una particolare sottozona BD, quindi una zona che ha la normativa della zona B praticamente, ma che però riconosce in questi ambiti specifici, perché noi abbiamo posto una condizione importante, cioè il riuso, cioè la possibilità che avranno questi proprietari di andare a usare, di fare interventi con volumetrie nuove di tipo residenziale o commerciale o direzionale rispetto a quelle che hanno, e quelle che hanno in questo momento sono solo quelle della casa di abitazione, resta subordinata al fatto che o il fabbricato produttivo venga demolito e poi lì si potrà riusare i cubi eccedenti, quelli che divengono eventualmente dalla superficie della loro area, o altrimenti fare un'azione di riconversione del fabbricato produttivo alle altre destinazioni. E quindi in questi fabbricati, in queste zone, esce del tutto l'attività produttiva, e al posto dell'attività produttiva subentra una particolare zona B. Per cui cosa potrebbe succedere? Potrebbe succedere che, io ho fatto un attimo di conti nel dimensionamento, se tutti facessero questo tipo di operazione e la facessero, ovviamente perché così la devono fare con le norme della zona B, e quindi riconvertendo o dismettendo il capannone che hanno adesso esistente, sarebbe possibile un incremento di 61 abitanti, ma sono in effetti di più, perché voi avete all'origine un piano regolatore che calcola la capacità insediativa teorica in maniera molto larga, e quindi l'obiettivo quale diventerebbe? A cosa riusciremo a fare con questa operazione? A non consumare suolo prima di tutto, a risolvere il problema del fabbisogno abitativo eccedente in aree già edificate, e nel contempo anche a fare una riqualificazione di queste aree. Quindi diciamo che da questo punto di vista è una variante che va nella direzione di tutte le cose che questa amministrazione ha anche chiesto a me all'inizio, cioè di fare interventi che siano corretti dal punto di vista del consumo di suolo e come dire, che prevedano una riqualificazione il sindaco ha già detto i vantaggi poi del non avere i camion, di non avere le polveri, di non avere i disturbi, i rumori e via di questo genere. Di queste 11 zone, se avete letto la variante, una sola è riconosciuta come B, ed è riconosciuta come B perché è la numero 10, è riconosciuta come B perché in questa zona la classificazione di 3 era assolutamente impropria, perché non esisteva su questa zona un'attività produttiva, ma nel tempo è stato costruito, o prima, io non lo so, comunque c'è un fabbricato misto residenziale uffici più una struttura di deposito di automezzi, praticamente anche comunali, se non ho capito male. E questo è l'intervento che abbiamo fatto sulle zone dismesse. La verifica poi è andata avanti e siamo andati a vedere qual era l'effettiva situazione delle altre zone di 3. Avevamo zone, per esempio, sulle quali non c'è stato mai nessun intervento. Un'altra cosa volevo dire, scusatemi, poi di questo primo gruppo, oltre a questa B, 2 invece, che sono capannoni insediati in zona agricola lontana da aree edificate, questi invece non li abbiamo trasformati in BD, perché non vogliamo, come dire, che ci siano insediamenti residenziali sparsi ancora, e li abbiamo invece riportati alla zonizzazione agricola, e quindi a un possibile utilizzo di questi capannoni per attività agricole al massimo, e quindi non più per attività produttive.
Sulle altre, mi pare che sono 10-11 zone che avevamo, abbiamo fatto la verifica una per una di qual era la situazione, schedandole tutte, e abbiamo inserito una serie di azioni, alcune di parziale correzione, perché ci sono alcune di piccole cosette dove per esempio la superficie della zona di 3 interessa anche un pezzettino dell'8 che in realtà è pertinenza di un edificio di abitazione, quindi sono piccole correzioni, però la cosa più importante è che abbiamo nel complesso tolto 41.000 metri quadri di aree produttive dentro il tessuto abitato, e quindi queste sono eccedenti rispetto al discorso che vi facevo prima. Alcune zone di 3 sono state portate ad agricolo, altre sono state portate a verde privato della roggia o a verde privato, e quindi abbiamo fatto un'operazione, diciamo, di pulizia che io spero possa servire anche a incentivare quelli che ancora abbiamo dovuto riconoscere perché hanno delle attività produttive esistenti. Non è che si poteva dirgli da oggi a domani tu non puoi più avere la fabbrica lì. Detto questo, la variante, vado veloce per non farvela troppo lunga, ha anche un'ulteriore modifica che non c'entra con la D3, ma l'abbiamo inserita perché era un'esigenza dell'amministrazione. Abbiamo ampliato la zona dei vigili del fuoco con un'area che servirà a fare le esercitazioni all'aperto dei vigili del fuoco. Io sindaco mi fermerei qua, poi se ci sono domande sì, rispondo. Va benissimo architetto, segnalo solo l'assenza durante il dibattito della consigliera Londra Dalgisa e la presenza del consigliere Andrea Brollo. Se ci sono interventi, prego. Non ci sono interventi. Ah, chiedo scusa, Marco Peschiuti, consigliere. Prego. Eccomi, buonasera a tutti intanto. No, era solo una domanda che è più rivolta a lei, sindaco, che deriva però da un'affermazione dell'architetto. Se ho capito bene, che è stato detto non vogliamo, più o meno, non con queste parole, ma non vogliamo ci siano ulteriori insediamenti residenziali. Volevo capire, è questa una scelta politica di questa amministrazione oppure... Ho capito male, io vedo che il sindaco non è molto convinto. A me è sembrato di sentire questa affermazione, forse mi sbaglio io? L'ho detta questa cosa, ma parlavo delle zone agricole. Ho detto che ci sono 2 interventi, 2 aree in cui non abbiamo applicato il principio di trasformarle in BD, quindi in zone simili alle B, proprio perché ricadono totalmente fuori dai centri abitati e quindi non volevamo creare insediamenti residenziali sparsi. Sì. Le confermo che non ho detto tali parole, solitamente sto attento o cerco di pesare quello che dico, quindi sicuramente non ho detto questo, anzi ho cercato di dire che privilegiamo con questa manovra, diciamo, questa variante urbanistica che anche l'urbanista stesso ha definito innovativa, e se è la prima volta per lei, che insomma ha qualche anno in più di esperienza di me su questo campo, credo che possa diventare anche un modello per altre realtà, onde evitare soprattutto criticità all'interno del tessuto urbano, e questo si è verificato anche nel nostro comune. Non possiamo far finta di niente, ci sono stati dei problemi, senz'altro questa variante serve per evitare ulteriori problemi in futuro, quindi va nella direzione piuttosto del vivere meglio tutti, quindi non ho altro da aggiungere. Non vedo altri interventi, quindi metterei ai voti l'adozione della variante numero 64 al PRGC. Vado avanti con l'appello nominale. Aspettate solo un secondo. Sì. Allora, Revelant Roberto, favorevole. Canelutti Loris, assente. Canci Andrea, vedo l'immagine che ferma. Favorevole. Favorevole, grazie. Palese Andrea, favorevole. Di Giusto Mauro, Bosello Nicola, Favorevole. Ferragotto Monica,
Favorevole. Balog Zagorka, Favorevole. Giao Michelangelo, Favorevole. Zili Raffaella, Favorevole. Patar Luigino, Favorevole. De Cecco Luca, Favorevole. Brollo Andrea, Favorevole. Scinto Giovanni, Favorevole. Londra dal Gisa assente, Venturini Sandro, Astenuto. Patat Mariolina, Astenuta. Pischiuti Marco, Astenuto. Venturini Sonia, Astenuta. Gurisati Damiano, Astenuto. Bidoni Teresa. Astenuta. Immediata esecutività dell'atto. Chiedo se posso confermare le votazioni precedenti o se c'è qualcuno che ha qualche voto in difformità. Prendo atto che non ci sono difformità, quindi approvata a maggioranza e approvata a maggioranza anche l'immediata esecutività. Punto numero 2 all'ordine del giorno. Lavori di realizzazione della pista ciclabile da via Piovega a Rio Orvenco, intervento per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa nell'ambito dei tronchi della RECIR di attraversamento urbano FVG3 ciclovie pedemontane del Collio, tratto Polcenigo, Pinzano, Gemona del Friuli Venezia Giulia, Cividale del Friuli, Gorizia, Valico del Rafut, approvazione progetto ai fini dell'adozione della variante di livello comunale al PRGC variante numero 65. Le chiederei, architetto Brugnoli, di rimanere con noi perché abbiamo ancora una variante successiva, anche se questa non la illustra lei. È rientrata la consigliera Adalgisa Londero, quindi siamo tutti presenti, eccezione fatta per il consigliere, il vice sindaco Carnelotti. Allora, il punto numero 2 all'ordine del giorno, che si ricollega di fatto al punto numero 4 che vedremo dopo, è legata che è legato all'acquisizione di un sedime relativo ad un progetto che sta portando avanti il Lutti sul prolungamento della ciclovia verso Ortegna da Gemona, ed è una delibera, sebbene nei contenuti che sembrerebbe riguardare solamente il nostro comune, è una delibera che invece ha una strategia di fondo molto diversa anche rispetto al passato. Per la prima volta si è aperto un tavolo con diversi soggetti, a partire dalla Regione, seguendo con Lutti, con Promoturismo, con RFI e con tutti i comuni della zona pedemontana aderenti al progetto Sportland. È un progetto nel nostro caso che riguarda un investimento di circa 566.000 euro per il nostro comune, di cui 180 finanziati dalla Regione attraverso il primo bando promosso dalla Regione in seguito a delle misure anche sperimentali rivolte al Biciplan, sul quale la nostra realtà gemonese si inserisce in maniera strategica proprio nell'intero tessuto regionale. È evidente che la nostra condizione in questo momento è diventata veramente strategica. Stiamo parlando di un crocevia delle principali piste ciclabili che attraversano la nostra regione, l'Alpeade FVG1, l'FVG3 quella che proviene proprio dal Collio e l'FVG6 quella che prosegue verso il Pordenonese. A queste si inseriscono ovviamente altre iniziative che magari vedremo anche dopo, e di fatto il tratto che noi andiamo oggi a realizzare dà sì un'attività e un servizio alla cittadinanza, quindi è evidente che abbiamo anche preso punteggio per consentire nella massima sicurezza possibile di far trasferire i ciclisti attraverso i percorsi casa scuola e casa lavoro, ma anche ovviamente a collegare il nostro comune con Artegna
e seguirà poi la ciclovia verso la zona del Collio, che tra l'altro è una zona particolarmente apprezzata anche dai turisti, come conosciamo, e oltretutto ci dovrebbe essere una variante che probabilmente collegherà Udine e l'FVG1 attraverso la Roggia dei Mulini nella zona di Reana. Quindi di fatto Gemona si sta posizionando in questo crocevia e sta cercando di avere anche un luogo strategico. Di nuovo ripeto questa parola perché di fatto questo crocevia ci pone in una posizione veramente di grande favore anche sulla prospettiva verso l'Alto Friuli e verso ovviamente la Carnia, perché ovviamente anche da qui arriveranno molti ciclisti e partiranno da Gemona ovviamente. Coglieremo ovviamente l'occasione per sistemare anche diverse criticità presenti in questo territorio. È evidente che il manto stradale ha delle situazioni, insomma, di manutenzione un po' insomma, che necessitano di diversi interventi. Si è appena realizzata l'infrastruttura per l'opera di Open Fiber e dopo magari vi do un aggiornamento anche su questo. È in corso di valutazione anche un'opera a carico del CAF SPA, perché c'è la volontà di realizzare eventualmente delle infrastrutture, dei sottoimpianti di rinnovo degli eventuali acquedotti nel caso ci fosse la necessità, o di manutentare la fognatura, e privilegiamo questo intervento ovviamente prioritariamente rispetto al nostro intervento, per non trovarci nella situazione di dover magari al termine dei lavori riniziare a riaprire le strade appena realizzate. Ovviamente sistemeremo anche i marciapiedi e cercheremo di risolvere diverse criticità presenti in questa situazione. Il tratto di pista ciclabile di fatto va a collegare, attraverso un ulteriore finanziamento che abbiamo ricevuto rispetto al piano paesaggistico su via dei Piopi, proseguirà su via della Roggia, zona attraverserà tutta la borgata di Godo e proseguirà per via Guarbe fino ad arrivare giù nel guado del fiume Orvenco, nel torrente Orvenco, per raggiungere Artegna. Ovviamente ci sarà un'altra variante nel proseguimento della pista ciclabile che è in corso di realizzazione da parte dell'UTI, che oggi non viene completata perché manca un lotto di cui auspichiamo possa realizzarsi il prima possibile, e quindi ci può essere un'ulteriore variante attraverso via Paludo che raggiunga via Campo e poi possa salire sulla pista ciclabile in corso di ultimazione da parte dell'UTI. Io su questo punto non avrei altro da aggiungere. Ovviamente il motivo per cui passiamo in Consiglio Comunale questo progetto a differenza di altri è perché con l'approvazione del progetto contestuale adottiamo la variante per il tratto inserito all'interno della zona Atter, chiamiamola così, dove c'è già un tratto di pista ciclabile inserito con un viale alberato che si vuole utilizzare. Chiedo se ci sono interventi. Consigliere Venturini, prego. Venturini Sandro, scusi. Sì, grazie. Buonasera a tutti. Beh, ovviamente ci fa piacere discutere di questo argomento di realizzazione di piste ciclabili, è un argomento che stiamo portando avanti ormai da diversi anni. Anche con questo Consiglio Comunale abbiamo approvato congiuntamente un ordine del giorno, insomma, che dava un po' i principi generali, e siamo contenti, come dire, che le cose comunque prendano gambe. C'è però un punto sul quale io vorrei, del resto noi, mi ricordo, abbiamo presentato ancora al sindaco Urbani un progetto di massimo sulla ciclabilità, l'avevamo chiamato il nuovo Niederlech per Gemona, perché riteniamo che il turismo sia il nuovo Niederlech, il nuovo possibilità di sviluppo, il cicloturismo per Gemona, no? Però rispetto a questo progetto ho una perplessità che è di questa natura. Io premetto non ho avuto modo di visionare il progetto, però dal titolo mi pare che, così come dire, possa essere fuorviante. A mio parere, da quanto io so, la FVG3 è quella che sta realizzando l'UTI, quello è il tracciato dell'FVG3, e quindi il proseguimento, diciamo, non attraverso il guado, che non è il massimo, come dire, dell'Orvenco, quanto sui ponti, ex ponti ferroviari che attraversano sia l'Orvenco sia il Ledra.
E trovo invece il titolo di questo progetto trovo scritto FVG3 ciclovia pedemontana. Allora, non vorrei che se fatta questa poi non si possa fare l'altra, come dire, no? Visto che mancano i finanziamenti. Quindi vorrei in qualche modo avere chiarezza di progettualità rispetto al fatto che io ritengo che il proseguimento, diciamo, di quello che già è stata fatta ad Artenia con Daluti in maniera egregia, è un'opera veramente fatta bene, proseguendo sul sedime ferroviario anche a Gemona, passando i ponti della ferrovia ed arrivando dietro su via Campo, dietro il passaggio di via Sofia Pecol, per intenderci, sia questo il tracciato, diciamo, principale, prioritario dell'FVG 3, quella del Collio, per intendere, la pedemontana del Collio. Mentre questa la vedo più come una ulteriore viabilità ciclistica o ciclabile locale, piuttosto che inserita in un contesto di quel tipo, perché, ripeto, credo che il passaggio del Guado del Torrente Orvenco non possa essere una soluzione per una ciclabile che può essere di livello, come dire, regionale. Ecco, questo è un po' le perplessità che sollevo. Grazie consigliere Venturini Sandro. Dopo le rispondo perché ovviamente posso dirle. Se ci sono altri interventi, così raggiungo, faccio tutto alla fine. Non vedo altri interventi, quindi le do subito una risposta. Allora, innanzitutto il titolo non è fuorviante, ma è proprio un punto cruciale anche rispetto al bando che era uscito da parte della Regione. Questo progetto è figlio segnalo che è entrato il vice sindaco Carnelutti ed è uscito il consigliere Canci. È stato figlio di ben 3 incontri che abbiamo effettuato presso la direzione regionale ed in questa occasione abbiamo proprio sviscerato anche tutte proprio le criticità puntuali, siamo entrati anche nel merito del progetto a fronte di diverse indicazioni date dalle prime indicazioni date dalle linee guida per la predisposizione del BC Plan, e quindi assieme alla direzione regionale abbiamo elaborato questa progettualità. Quindi è evidente che probabilmente anche la regione stessa, e mi riferisco non senz'altro alla parte politica ma alla parte degli uffici della direzione propria, che quindi al di là di colore ovviamente porta avanti le varie strategie, è ovviamente stata interessata per trovare la miglior soluzione possibile. Noi sappiamo che l'operazione dell'intervento dell'UTI in corso di completamento è legato ad un lotto che si inserisce e si collega a questo nostro intervento fin tanto che ovviamente non ci sarà la realizzazione del ponte, del quale ancora oggi non c'è, il sedime non è divenuto di nostra proprietà, del quale c'è la necessità di un finanziamento, mi sembra stimato nell'ordine dei 700-800 mila euro, che non è ancora finanziato, che noi sosterremo ovviamente l'UTI perché ciò avvenga, e quindi credo che così come anche un domani questa qua potrebbe chiamarsi FVG1 addirittura, non più FVG3, perché se sono tutte varianti di quella che è stata una pianificazione, devo dire a mio avviso forse un po' avventurata nel passato, perché abbiamo molto spesso individuato su delle mappe dei percorsi, dei tragitti che poi non si sono concretizzati nella realtà, e forse oggi dovremmo pensare più che altro a fare veramente delle strategie comuni tra più, ed è quello che stiamo facendo in questo momento, tra più comuni assieme tra la regione, e fare sinergia onde evitare che vi possano essere sovrapposizioni o addirittura piste ciclabili che quando dovessero collegarsi ciò non potesse avvenire, perché i due comuni hanno individuato delle situazioni diverse all'interno del proprio territorio. Quindi l'innovazione che abbiamo svolto in questa occasione è stata quella di cercare di lavorare assieme alle altre realtà comunali, tant'è vero che questa pista ciclabile si collegherà proprio a quella che lei ha indicato in corso di ultimazione dell'UTI, ma non solo, andrà anche a collegare per proprio nostra volontà il comune di Buia attraverso un sottopasso posto in prossimità dell'Edra, poco più giù del ristorante L'Edra per dare un'indicazione. Quindi la volontà è anche di collegare proprio diversi comuni, e questa strada poi proseguirà fino alla presa di Mulin del Bosso e collegherà Buia e Osopo. Quindi credo che questa qua sia particolarmente strategica proprio per collegare dal basso la nostra comunità.
Se non ci sono altri interventi, io metterei ai voti il punto numero 2 all'ordine del giorno. Permettetemi un secondo che prendo anche nota. Variante 65, variante 64. Revelant Roberto, favorevole. Cagnelutti Loris, Favorevole. Canci Andrea, non lo vedo, credo che abbia problemi di connessione. Assente? Adesso verifichiamo. Palese Andrea, no, forse è uscito. Favorevole. Andrea Canci è entrato adesso. Allora, scusate, Palese Andrea, favorevole. Di Giusto Mauro, Favorevole. Bosello Nicola, Favorevole. Ferragotto Monica, Favorevole. Ballo Zagorka, Favorevole? Giao Michelangelo, Favorevole. Zilli Raffaella, Favorevole? Luigino Patat, Favorevole. De Cecco Luca, Favorevole. Brollo Andrea, Favorevole. Scinto Giovanni, Favorevole. Londro Dalgisa, Astenuta. Venturini Sandro, Astenuto. Patat Mariolina, Astenuta. Ischiuti Marco, Astenuto. Venturini Sonia, Astenuta? Gurisati Damiano, Astenuto. Vidoni Teresa. Astenuta. Vedo Andrea Canci, non so se non ha attaccato la telecamera o se c'è audio. Allora, Canci assente. Immediata esecutività dell'atto. Ditemi solo se c'è qualcuno contrario, se no prendiamo atto, è stato approvato a maggioranza la variante 65, prendiamo atto dell'approvazione anche dell'immediata esecutività, non vedo contrarietà, per cui approvata a maggioranza anche la variante 65 l'immediata esecutività. Allora, punto numero 3 all'ordine del giorno. Vedo che c'è l'architetto Brugnoli. Allora, la delibera è approvazione direttive finalizzate alla formazione di nuove varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Gemona del Friuli. Prima di iniziare l'intervento che farò io, dopo passerò la parola all'architetto, segnalo subito di fare un emendamento, perché c'era un refuso sul quale non mi sono accorto io di averlo corretto nella seconda fase. Nell'ultima pagina, dove c'è scritto le varianti dovranno, nel secondo capoverso a un certo punto c'è scritto non inferiore alle 3 stelle, al posto delle 3 stelle è previsto 4 stelle, quindi la parola 3 è sostituita con 4. Allora, stiamo parlando di approvazione di direttive finalizzate alla formazione di nuove varianti di strumenti urbanistici del Comune di Gemona. Le linee di indirizzo, diciamo, queste direttive finalizzate alla formazione delle nuove varianti, anche in seguito alla delibera che abbiamo preso il 29 aprile scorso, sono legate alla proposta di realizzare delle infrastrutture turistiche
legate proprio alla ricettività. L'amministrazione comunale non è intenzionata a trattare puntualmente di fatto le varie proposte che dovessero arrivare, ma vogliamo inserirle in una cornice molto più ampia al fine di poter avere una panoramica adeguata anche rispetto a quelle che sono le prospettive di questa amministrazione comunale, ma anche quelle che sono a dar seguito anche a quello che abbiamo detto prima, perché prima il consigliere Venturini ha parlato di un Ederlech delle ciclovie, di una nuova forma di turismo, e questo mi fa piacere, stento un po' a capire, anche non nego l'astensione come si dice, al punto numero 2 dell'ordine del giorno, perché abbiamo approvato assieme un ordine del giorno per promuovere la ciclabilità. Abbiamo spinto in questa direzione, quindi credo insomma, che andasse in questa direzione. Probabilmente anche la difficoltà di riuscire a comunicare in queste misure a volte porta anche a questo. In politica mi insegnano che l'astensione comunque equivale, tra virgolette, a una collaborazione, che quindi io continuo ad apprezzare, anche perché va riconosciuto che fino all'inizio dell'amministrazione questa c'è stata, e quindi credo che se ci siano eventualmente dei suggerimenti, visto che siamo, recupero anche la parte di prima, siamo in corso in fase di approvazione del progetto definitivo, ci sono ancora dei margini, ci sono delle criticità da risolvere per poter eventualmente arrivare ad un progetto condivisibile anche con tutta l'Aula. Nelle precedenti direttive era inserita puntualmente l'area del Vegliato, ma è esclusivamente quella, quindi con questa direttiva invece vogliamo ampliare la proposta e l'offerta e trattare le direttive per tutto il territorio comunale. Senz'altro Gemona in questi periodi si sta posizionando in un fulcro interessante nell'intero panorama regionale. E quindi credo che questo derivi in particolar modo, credo, dall'attenzione anche da parte di Promoturismo, che è parte attiva in questa promozione, e quindi credo che ci possa portare ad avere delle prospettive, delle visioni un po' più ampie rispetto a quello che forse abbiamo avuto fino ad oggi, anche perché risulta che il turismo, insomma, si stia trasformando rispetto al passato, e con esso anche ovviamente la necessità e l'offerta deve essere adeguata al nuovo turismo. Io lascerei la parola all'urbanista Brugnoli. Prego. Ecco, allora il sindaco ha detto già sostanzialmente quello che contengono queste direttive. Già con la precedente delibera di direttive si era detto qualcosa, il sindaco adesso l'ha ricordato, a proposito di un nuovo intervento di struttura ricettiva alberghiera. Questa parte delle direttive è stata riformulata con la finalità di non dover andare ogni volta a fare la delibera di direttive, e comunque di inserire il discorso delle nuove attività ricettive, dare alcuni punti che possano servire di riferimento a tutte le nuove iniziative che si spera verranno avanti, e quindi sostanzialmente una parte identica a quella che avete già passato nel consiglio precedente. Poi c'è un'integrazione nella quale sostanzialmente si pongono dei criteri per queste varianti, per cui possono essere attuate solo se i nuovi volumi edilizi si integrano con l'ambito circostante, con le tipologie, eccetera. E poi abbiamo precisato quali saranno le destinazioni d'uso che riteniamo ammissibili, perché nella legislazione regionale, sotto la voce ricettivo, ci sono anche le seconde case, straordinariamente, però la verità è così. E quindi se uno scrive ricettivo, poi si becca pure la seconda casa dentro. Siccome qui l'obiettivo invece è quello di promuovere posti letto, prioritariamente posti letto di natura alberghiera, abbiamo anche specificato quali sono le destinazioni d'uso che noi ammettiamo dentro questa delibera direttive, e quindi abbiamo scritto ricettività alberghiera, e quindi in questo caso andiamo a precisare quali sono le tipologie, e strutture ricettive all'aria aperta, perché in questo momento
vanno molto, Sì, ma tu diciamo, hai che non è il fatto la campeggio scusate. tradizionale, che sono i villaggi con le casette No, sugli alberi, no, insomma avrete sentito no, parlare di tu queste devi cose. utilizzarti ASOT, E fotocamera, abbiamo perché messo il un altro microfono è grande paletto per cui fotocamera. ammettiamo nuovi interventi. Naturalmente gli interventi, se saranno di una certa consistenza, devono prevedere misure di compensazione, perché sono interventi che comunque consumano suolo e quindi Sì, quindi devono prevedere misure di devi essere in tratto da compensazione a favore dell'amministrazione comunale, che possono essere convenzioni per l'utilizzo di servizi che queste strutture hanno, tipo il centro wellness o cose di questo genere, o strutture sportive, quello che può essere anche per i residenti, e qualora dovessero interessare ambiti degradati, chiediamo anche come compensazione interventi di sistemazione ambientale. Quindi il senso della riformulazione di questa parte delle direttive è non farlo solo per un caso, ma estenderlo a una logica più grande, no? Per mettere, come dire, i puntelli in quello che vogliamo fare, quindi non dover sempre rifare la delibera di direttive, e sostanzialmente stabilire anche le condizioni, quali sono per noi le condizioni fondamentali. Basta, non ho altro. Grazie architetto, non so se ci sono domande da rivolgere all'architetto o se vogliamo passare immediatamente ad interventi, se c'è qualcuno che vuole intervenire sul dibattito. Prego, consigliere Venturini Sandro e dopo consigliere Damiano. No, allora premetto che l'astensione di prima è dovuta al fatto che noi il progetto non siamo riusciti a vederlo, visto le circostanze del momento, e quindi non avendo visto il progetto, insomma, come dire, non avevamo elementi per poter esprimere un giudizio. Grazie. E quindi il voto di astensione è un voto, diciamo, comunque di approvazione. Rispetto al tema di cui parliamo in questo momento, cioè quello, diciamo, dello sviluppo turistico di Gemona, siamo, diciamo, non è una novità, nemmeno questo, insomma, in questi anni abbiamo parlato diverse volte di città dello sport, e diverse volte abbiamo anche approvato anche strumenti urbanistici, ricordo varianti di strumenti urbanistici per costruire campeggi, piste di arrivo dei deltaplani, un agriturismo nella zona di Godo, per esempio, cosa che poi purtroppo non si è concretizzata, e abbiamo discusso, non so, almeno da quando io sono in consiglio comunale, parliamo di rivitalizzazione del centro storico attraverso l'attività turistica, eccetera, eccetera, insomma, no? Però purtroppo abbiamo degli alberghi incompleti come quel rudere che fa brutta mostra di sé dietro l'area del fungo, diciamo, no? Quindi abbiamo fatto tanti ragionamenti in questi anni, però di concreto, devo dire la verità, non si è stretto molto. Allora, mi fa piacere che ora, diciamo, come dire, si riparta con un nuovo passo, anche perché anch'io ho letto la delibera, insomma, del glamping, per identificarla, in cui anche nelle premesse, insomma, ci sono una serie di ragionamenti che ovviamente condivido. Credo però che un aspetto importante da dire è che parlare dello sviluppo turistico di Gemona riguarda solo in parte gli aspetti, diciamo, di tipo urbanistico, il piano regolatore, perché per vitalizzare il turismo di Gemona bisogna fare delle politiche di turismo, e poi ovviamente devono trovare il loro aggancio anche sugli strumenti urbanistici, come dire. Ma per esempio, se noi volessimo favorire, lanciare, come io credo bisognerebbe fare, il bed and breakfast nel centro storico, non serve il piano regolatore, insomma, no? Basta fare delle politiche che aiutino le persone che hanno della disponibilità a aprire un bed and breakfast, magari mettendo a servizio non so, qualcuno che gli dia una mano per le incombenze burocratiche o che gli aiuti a capire come fare, insomma. Ecco, quindi questo è un primo aspetto. Non si tratta solo di politiche urbanistiche, ma si tratta di politiche di turismo che abbracciano anche altri aspetti. La seconda questione è quella che bisogna avere una visione di area vasta, credo. Anche qui, insomma, nella delibera che ho letto finalmente si comincia a parlare di area vasta e a lavorare insieme con gli altri comuni. Non dimentico però che negli anni scorsi noi abbiamo chiuso la porta alla possibilità di lavorare insieme con gli altri comuni, per ragioni, a mio parere, meramente politiche o meramente partitiche, quando in realtà, diciamo, la necessità di lavorare insieme, al di là dei partiti, come spesso dice il sindaco, tra i comuni, e specialmente Gemona con il suo circondario, con i suoi comuni limitrofi, è una realtà sotto gli occhi di tutti. E quindi anche queste politiche del turismo
credo siano politiche che vanno assolutamente fatte con un ragionamento di area vasta. Altre questioni sono quelle di come dire, traguardare quello che sarà il futuro. In questo momento è molto complicato, credo, pensare a politiche di futuro con gli scenari che abbiamo davanti agli occhi. Sicuramente ci sarà un futuro più difficile rispetto ad oggi, sicuramente ci sarà una crisi economica più forte, visto quello che sta succedendo. E allora credo che in questa prospettiva il turismo, più che un turismo di elite o di alta gamma, dovrà puntare, come dire, a un turismo anche lento, un turismo più sobrio, a una vita, mi viene da dire, anche un po' più sobria, dove, insomma, più che andare nel 4 stelle, forse le persone potranno andare alloggiare in strutture un po' meno ricche, meno importanti, come dire, no? E altro elemento importante che credo bisogna tener conto è quali sono le ricadute sul territorio, perché che noi facciamo le ciclabili e che poi la gente ci passi senza fermarsi non ha molta ragione. Insomma, dobbiamo cercare di capire gli interventi che andiamo a fare che abbiano veramente una ricaduta reale sul territorio. Avevamo chiesto diverse volte anche all'amministrazione precedente di avere, come dire, degli indicatori per misurare l'efficacia delle politiche. Credo che, per esempio, sul turismo, avevamo anche portato alcuni indicatori di turismo e PVG, bisogna partire da questi numeri, cioè quanta gente arriva, quanta gente possiamo ospitare, quante ne vorremmo ospitare, insomma, quali sono gli scenari, anche diciamo dal punto di vista dei dati, no, rispetto al turismo. Ultime 2 o 3 cose, nello specifico rispetto agli obiettivi di variante, che poi ovviamente nelle direttive si scrive un po' di tutto, no? Ma io sottolineerei 2 aspetti che sono importanti. Uno è quello appunto dell'attenzione assoluta agli aspetti di tutela dell'ambiente. Se noi vogliamo avere un territorio che sia attrattivo dal punto di vista turistico, questi aspetti devono stare al centro delle politiche e della visione anche dell'urbanistica. E la seconda è quella di cercare, come dire, di limitare al minimo le nuove edificazioni e quindi cercare di lavorare sul recupero di edifici esistenti, ovvero su, come dicevo prima, per esempio, sfruttare le potenzialità delle attività di bed and breakfast utilizzando i volumi o le residenze che già abbiamo. Se posso, visto che siamo all'ordine del giorno, la questione glamping, esprimo anche 2 parole, pur non avendo, come dire, elementi per poter dare un giudizio complessivo rispetto a quell'opera che abbiamo visto sulla stampa e che abbiamo letto in parte sulla delibera. Ripeto, io non ho elementi oggettivi e aspetto di averli e peraltro, come dire, so che il percorso per arrivare ad averli, insomma, anche dal punto di vista progettuale non è breve. Varianti, poi si parla di un PAC, quindi insomma ha un suo percorso e credo che l'approccio sia corretto, soprattutto quello di arrivare a un piano attuativo per realizzare cose del genere, non lasciare mano libera. Però diciamo già fin d'ora non ho chiarissimo dov'è l'area prevista, ma in linea di massima ce l'ho e ritengo che quell'area lì non sia proprio la migliore. Se devo esprimere un giudizio così a freddo, proprio sia caldo per dire così su sensazione, penso che per esempio l'area dell'ex Baraccopoli è un'area più ampia, un'area già con una sua, diciamo, minima infrastrutturazione, un'area anche già degradata che meriterebbe essere messa a posto, e piuttosto che toccare un'area nuova, un'area boscata, io prediligerei una realizzazione di una struttura di quel tipo in quell'area, se devo dire un giudizio così proprio a pelle. So che l'area è pubblica, so che ci sono difficoltà di questo tipo, però insomma, ecco, ci sono gli strumenti anche in questo caso, ci sono gli strumenti per arrivare sento una voce di fondo. Scusate, spegnete i microfoni sotto, perfetto. Spegnete i microfoni sotto per cortesia, se no ho una voce di fondo. Bene, concludo solo con cioè quando ho sentito parlare del glamping, ho sentito parlare, ho visto, mi sono informato, insomma, un po' che sapevo di alcuni campeggi di questo livello di qualità, come quello della Valpusteria, per esempio, di Sesto, oppure alcuni della zona della Croazia.
mi è venuto in mente, diciamo, un aneddoto che riportava un imprenditore, un grosso imprenditore friulano, no? Rispetto per sintetizzare cosa vuol dire il top di gamma, insomma, no? Come dire l'area alta, no? E questo imprenditore, che era un imprenditore delle automobili, no? Diceva che per vendere una Ferrari bisogna vendere 1000 Panda, 1000 Fiat Panda. No, come a dire, quando hai il top di gamma, perché stia sul top di gamma, perché sia sul glamping, bisogna che sotto ci sia però anche l'offerta molto più ampia rispetto a quello che è il target più ampio, diciamo, del turismo, perché quel target lì, immagino, sarà un target di alta gamma, come dire, ecco. È solo per aprire la discussione su questo argomento, ma che questo argomento, immagino, ci vedrà discutere nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Grazie. Grazie consigliere Venturini, si era prenotato il consigliere Gurisatti. Prego Damiano. Sì, grazie. Ma aggiungo anch'io alcune riflessioni su questa delibera, premettendo che credo che ci trovi tutti in sintonia tra i vari gruppi consigliari l'idea che Gemona possa puntare maggiormente sul turismo e che questo maggior puntare sul turismo passi necessariamente da un ampliamento dell'offerta ricettiva di Gemona, che sia in termini alberghieri o di altra natura ricettiva. Penso che su questo proposito comune ci confermino anche le diverse attività imprenditoriali che sono sorte nel comune, penso a realtà familiari, bed and breakfast, piccole realtà che stanno sorgendo ma che mostrano una vitalità turistica sulla quale si può continuare a crescere, e mi pare che venga dagli stessi albergatori gemonesi la richiesta di un ampliamento dell'offerta dei posti letto di Gemona. Quindi penso che su questo ci sia una generale consonanza. Faccio questa premessa per sgomberare il campo da ogni dubbio nel dire che vediamo anche con un certo interesse questa proposta di un turismo glamour così definito, e che potrebbe rispondere ad una fascia particolare della richiesta turistica, una fascia tendenzialmente medio-alta. Tuttavia mi sento, chiedo solo scusate siccome ho le campane che suonano, se si sente o se devo chiudere, datemi un secondo. Non vorrei che si sentissero loro e non me. Ecco. Ho fatto questa premessa generale sulla consonanza, diciamo, sulla visione turistica per sgombrare il campo. Tuttavia ritengo che siano doverose alcune osservazioni su questa delibera, alcune delle quali avevo già anticipato durante la conferenza dei capigruppo. Avevamo già discusso una delibera simile il 20 di dicembre, se non erro, dell'anno scorso, e in quella delibera c'erano dei contenuti puntuali, come è stato anticipato prima, cioè rispetto al caso del torrente Vegliato. E la mia prima domanda, la prima cosa che mi sono chiesto quando ho visto questa delibera è stato qual è la ragione per cui si sottopone nuovamente al Consiglio questa delibera, e la motivazione che trovo sul testo mi sembra debole. Si dice, poiché si ritiene opportuna una maggiore definizione dei contenuti cui dovranno adeguarsi le varianti finalizzate all'aumento della dotazione ricettiva comunale. A me sembra una formulazione piuttosto fumosa, anche perché mi sarei aspettato piuttosto una formulazione più generica prima di un'offerta specifica come quella che abbiamo visto a mezzo stampa. Quindi non mi è chiaro se c'è un cambio, un'evoluzione di volontà, se sono cambiate le opportunità o se c'è invece, come il sindaco aveva anticipato in capogruppo, una motivazione, una giustificazione normativa in questo aggiornamento della delibera. Faccio però notare che in delibera non è segnata alcuna ragione normativa per questo passaggio. Quindi io trovo piuttosto fumosa la ragione per cui si passi dalla delibera di dicembre a questa, e trovo anche un po' lessicalmente improprio il fatto, ma qui chiedo se anche un parere tecnico rispetto a questo, trovo un po' lessicalmente improprio che si parli di rinaturalizzazione delle aree abbandonate o degradate. Faccio un po' fatica a vedere una rinaturalizzazione nell'area del glamping sul Vegliato
che non è un corso d'acqua inquinato o una discarica dismessa, ma è solo un bosco, quindi non si tratta di rinaturalizzare un'area, lì si tratterebbe sostanzialmente di una sorta di edificazione. E questa era la prima osservazione su alcuni punti che mi lasciano un po' perplesso della delibera. La seconda osservazione la leggo direttamente al tema del glamping, ci spendo 2 parole anch'io, no? La delibera 48 della Giunta del 29 aprile apre insomma la strada, l'indirizzo, se non altro, verso la costruzione del glamping. Ora, in quell'atto di indirizzo, la prima parte, come sottolineava il consigliere Venturini, è una piuttosto prolissa enumerazione delle potenzialità turistiche nostrane che precede l'annuncio di una progettualità nell'ambito del turismo esperienziale. Ecco, mi aspetterei francamente di poter vedere prima questa progettualità in modo esteso, diciamo così, prima di arrivare alla scelta del glamping, perché altrimenti si fa la stessa inversione logica di cui ho detto prima, cioè si parte dal caso particolare e poi si fa il quadro generale. Ecco, ad oggi apprezzo che ci sia un'idea di una progettualità turistica anche innovativa, però ad oggi questo è una dichiarazione, un annuncio, tuttavia abbiamo già una conseguenza di questo annuncio, che è la scelta del glamping. E io credo che sia un po' rischioso compiere su una progettualità che ancora non abbiamo una scelta che avrà un impatto significativo in termini ambientali ed economici, come sarà la realizzazione del glamping. Ribadisco ancora quello che ho detto all'inizio, però a scanso di equivoci, non sto criticando a priori l'idea di un glamping, semplicemente mi pare che il procedimento non sia molto lineare, come se quasi un po' frettoloso, mi sembra che ci sia una certa fretta, avrei preferito un procedimento più lineare. E aggiungo una terza considerazione, forse un po' di buon senso, ma magari ogni tanto va bene anche lasciare un po' di spazio al buon senso. Sempre nella delibera di Giunta si dice che l'attuale crisi emergenziale epidemiologica impone e rafforza la necessità di un'azione importante a favore dell'economia e della collettività. Senza dubbio è così, cioè non si discute. Ecco, che però tale azione importante sia rappresentata dal progetto glamping, questo mi sembra che sia un po' da dimostrare. Ancora, ripeto, non che l'idea non mi paia interessante, però mi pare che la situazione di crisi profonda e inaudita che stiamo vivendo ci obblighi a ponderare bene le scelte e gli investimenti che facciamo per il futuro e, se necessario, a ricalibrarli. Forse addirittura da dicembre a maggio, forse addirittura da una delibera che avevamo preso ad oggi, visto che la situazione è del tutto inaspettata. Anche sulla stampa locale in questi giorni si è parlato delle difficoltà del settore alberghiero cittadino, no? C'è chi riesce a pagare le bollette a filo, non sappiamo nemmeno se sia per tutti così, e penso che questo valga per tanti imprenditori. Credo che tutti abbiamo qualche contatto nel mondo, insomma, del commercio, dell'imprenditoria gemonese, e si sente fatica. Anche quando il grosso di questa crisi potrà dirsi superato, è ragionevole pensare che le abitudini dei turisti saranno ormai mutate. Ciò dipenderà dal potere d'acquisto che avremo tra qualche anno, dai rischi sanitari che saremo disposti a correre, dai mutamenti nei gusti e nelle esigenze che questa crisi, che è un po' storica, mi sembra, inevitabilmente porterà con sé. E se le abitudini dei turisti cambieranno, se il potere d'acquisto delle famiglie europee calerà, dobbiamo porci una seria domanda sul tipo di investimento che vogliamo promuovere e chiederci se forse non sia il caso di evitare la fretta per non trovarci incagliati tra qualche anno in progetti che non hanno più il passo della realtà, ma che nel frattempo potrebbero aver comportato spese non indifferenti di denaro pubblico. Sono anch'io convinto che sia una buona idea il PAC, che sia una soluzione utile perché permette all'amministrazione comunale di entrare direttamente, di operare un controllo, di guidare le scelte. Certo, richiede anche un impegno di spesa. Guardando sul lungo termine e guardando la situazione generale che viviamo, che ha dei risvolti locali drammatici, mi chiedo se la scelta non vada ponderata meglio e con più calma, guardando che cosa avverrà nel prossimo periodo. Riassumo quindi quello che ho detto. Al primo punto avevo richiamato alcuni aspetti della delibera, il punto 3, che non mi convincono del tutto. Al punto 2 avevo un po' richiamato questa necessità di un processo più lineare tra il progetto, l'annuncio del progetto e poi la definizione del caso singolo, e poi ecco il punto 3, il rischio di imprudenze in questo momento di crisi che stiamo vivendo. Ecco,
mi pare che questi 3 fattori rendano un po' opaca la scena, mentre investimenti come quelli del glamping richiedono grande chiarezza, mi sembra, e grande trasparenza. Allora la scelta del nostro gruppo è quella di continuare su questa strada di progettualità e di valutazione di questo possibile progetto, quindi dico subito che ci asterremo dal voto. Però dico anche che legheremo le nostre future valutazioni, ci asterremo dal voto, quindi esprimeremo astensione, però legheremo le nostre future posizioni rispetto al glamping ai chiarimenti di questi punti che ci sembrano essenziali per evitare opacità e promuovere invece chiarezza e trasparenza. Grazie. Grazie consigliere Senti l'audio. Spegnete l'audio cortesemente. Io che l'audio alle VR. Spenga, consigliere Canci, l'audio. Comportamento usato, punto, attendere che sia disponibile uno e riprovare. Consigliere Canci, spenga l'audio per favore. Okay, no? Consigliere Canci, spenga l'audio. Consigliere Canci, spenga l'audio cortesemente. Canci, stacca il microfono. Scusa. Allora, ci sono altri sindaco lo deve attivare lei invece il microfono. Chiedo scusa. Le chiederei una cortesia se c'è qualcuno che deve fare dei ulteriori interventi, se no proseguo io. Allora, prima di tutto un'indicazione legata all'area di volo su cui si riferiva lei, consigliere Venturini. Quell'area di volo lì è stata concertata nel tempo assieme al comune di Bordano. Si sta sviluppando a Bordano quell'area di atterraggio dove c'era un sedime di area di proprietà pubblica e quindi tutti gli sviluppi che abbiamo intrapreso a livello di collaborazione tra più comuni è stata quella di rinunciare, tant'è vero che nella variante precedente, se non mi sbaglio, abbiamo rimosso quel vincolo su quell'area che avevamo inserito, proprio perché abbiamo individuato un'area già di proprietà comunale che prima non lo era perché c'era un frutteto vincolato su questa, invece adesso l'area è stata assegnata al Volo Libero Friuli e sta sviluppando proprio di concerto territoriale e mi sento di dire anche con virtuosità l'utilizzo di un'area più favorevole ove è stata realizzata un'infrastruttura recentemente, perché quest'anno si sarebbero dovuti svolgere anche i mondiali di parapendio acrobatico, lo scorso anno si sono svolti i mondiali di deltaplano, quindi grazie ad un finanziamento è stata realizzata un'infrastruttura in quel sito. È evidente e mi aspettavo ovviamente che andassimo a parlare del glamping, ma questo non era proprio l'obiettivo delle direttive, ma comunque ne fa parte senz'altro. L'obiettivo è molto più ampio e l'obiettivo nasce anche dalla consapevolezza che nel tempo abbiamo compreso, anche collaborando e parlando con persone che masticano di turismo ogni giorno, e non mi riferisco solamente a persone che da anni svolgono attività anche con grande professionalità e qualità all'interno del nostro territorio comunale nel quale si sono sviluppate anche negli ultimi anni quella tipologia di ricettività a cui lei si riferiva, B&B o agriturismi. Ne sono nati diversi, ne stanno nascendo diversi perché vedo nelle pratiche che stanno arrivando in comune che è prevista almeno l'ampliamento e l'apertura di almeno altre 2 o 3 attività, e credo che se ciò non avverrà entro l'anno sarà proprio i primi mesi del prossimo. Quindi è un'attività che tra l'altro sulla quale anche noi stiamo già spingendo proprio, stiamo stimolando proprio il recupero del patrimonio edilizio esistente, stiamo stimolando gli operatori anche di concerto con i soggetti che stanno facendo promozione territoriale, quale l'Open Leader per esempio, con i quali abbiamo già collaborato e già sono state finanziati degli interventi a livello locale proprio per sfruttare le opportunità economiche che provengono dall'Europa ai fini di garantire un'offerta di questa realtà. C'è però un'offerta oggi completamente scoperta ed è quella di un'offerta che sia superiore a quello che è l'offerta alberghiera delle 3 stelle. Allora, premesso che la nostra regione da sempre sta dichiarando che abbiamo un'offerta alberghiera troppo limitata e è difficile posizionarsi anche a livello
sovraregionale, sovranazionale con un'offerta di questo tipo. È un limite grossissimo che noi abbiamo rispetto ad altri territori, non possiamo assolutamente paragonarci sotto il profilo ambientale, probabilmente sì, ma sotto il profilo dell'offerta ricettiva assolutamente no, ad altre realtà, quali l'Austria, quali il Trentino, quale la provincia autonoma di Bolzano, quale anche parte della Slovenia. Quindi è evidente che siamo in ritardo di molti anni, le strutture si stanno adeguando adesso, ricordo, e non ho nulla al contrario nel dire che il vicepresidente della legislatura passata, Bolsonello, stanziò molte risorse per l'adeguamento e il miglioramento delle strutture esistenti, che è proseguita oggi con l'assessore Bini, quindi si sta portando avanti un percorso perché è la necessità e l'esigenza di oggi. Cioè, non stiamo parlando più del turismo degli anni 60, stiamo parlando di un turismo che sta chiedendo nuove offerte. Ma non dobbiamo dimenticarci nemmeno che la nostra collocazione di Gemona è posta a poco più di un'ora, in qualche caso poco meno, da 3 aeroporti di livello comunque internazionale: l'aeroporto di Ronchi, l'aeroporto di Treviso Venezia, l'aeroporto di Lubiana, Klagenfurt è un po' più piccolo, quindi siamo concentrati in una posizione che è veramente facilmente accessibile, e da questa si aggiunge anche una serie di infrastrutture ferroviarie, una serie di infrastrutture autostradali di viabilità principali, oltre alla crocevia che dicevamo prima delle piste ciclabili. Quindi tutto passa per Gemona, se vogliamo pensare a questo ed aumentare un po' la visione. Mi sento di citare in questo percorso che abbiamo avanzato anche due realtà sulle quali stiamo ovviamente spingendo parecchio. Una è la realtà anche del nostro ospedale. Non dimentichiamolo che la volontà di portare un centro di riabilitazione cardiologica e neurologica porterà senz'altro la nostra realtà a diventare riferimento regionale, e anche su questo ci sarà necessità di nuovi posti letto per chi ovviamente avrà delle cure da dover fare per una settimana, 15 giorni riabilitative. Quindi non dimentichiamoci che questo anche nelle altre realtà di altre regioni sta portando veramente dei posti letto occupati, alla pari anche del potenziamento che stiamo cercando sul quale stiamo ragionando con l'Università di Udine per il corso di laurea di scienze motorie, e non solo, perché anche per quanto riguarda i temi della resilienza legati alla nostra esperienza del post-sisma, ovviamente anche della parte che insomma ci porta ad essere riferimento nazionale come capitale del terremoto, siamo riconosciuti per questo, e c'è molto da fare anche in questa direzione, e penso che anche a livello di congressistica ci possa essere, e di convegni, uno spazio molto importante su cui possiamo posizionarci. Ho detto prima del crocevia delle ciclabili, non ho detto ancora del punto informativo sovracomunale che verrà realizzato nella stazione ferroviaria di Gemona, ed è già si sta concretizzando. Proprio nelle prossime settimane partiremo con i lavori. Non dimentichiamoci che viviamo in un territorio dove Venzone è a 4 passi ed è stato insomma riconosciuto come Borgo dei Borghi nel 2017, c'è il Lago dei Tre Comuni, c'è una realtà di un'offerta anche territoriale che non è solo di Gemona, ovviamente, della Casa delle Farfalle, della riserva di Cornino, del Parco delle Prealpi riconosciuto recentemente come MAB UNESCO. Abbiamo una serie di realtà all'interno del nostro comune, quali l'Archivio Storico, che è di indiscusso valore, il Duomo, il Castello, su cui stiamo investendo parecchio e vogliamo diventi un luogo dove fare cultura di un certo livello. Abbiamo la Cineteca del Friuli, musei importanti. Passa la Romea Strata, è in corso di definizione il percorso del Cammino di Sant'Antonio, e forse non l'abbiamo mai valorizzato a sufficienza, però ricordiamolo che Sant'Antonio è riconosciuto a livello mondiale come una delle figure più note nel mondo dei santi, della Chiesa. E non dimentichiamo che qua a Gemona abbiamo il santuario più antico al mondo a lui dedicato. Che fosse stato in un'altra realtà, probabilmente ci sarebbe già un pellegrinaggio. Noi spingeremo anche in questa direzione. Non dimentichiamoci
che per esempio recentemente abbiamo ottenuto un finanziamento, ringrazio l'assessore Gubbiani su questo, su un progetto europeo legato al trail running, con l'obiettivo di creare un parco trail, e ci vede lead partner su questo progetto che è di natura internazionale. Abbiamo senz'altro un ulteriore punto di forza legato al progetto dei binari senza tempo della Fondazione FS, della Sacille Gemona. Ci sono delle opportunità legate all'hub, ovviamente delle piste ciclabili, c'è lo sviluppo del downhill, del fuoripista, perché ovviamente a Gemona è riconosciuta come una delle realtà forse uniche a livello regionale, perché non ci sono grandi precipitazioni nevose, e soprattutto c'è un grande drenaggio di queste terre che consente l'arrivo di moltissimi ciclisti in qualsiasi stagione dell'anno. Molti sono gli austriaci che già oggi danno da vivere delle attività locali. Parlavamo prima di glamping, su quell'area lì con l'architetta Brugnoli avevamo individuato, credo, spero non 10 anni fa, perché mi sembrano tanti, spero un po' meno, la volontà di individuare un parco animali, su cui anche l'allora assessore Patata aveva spinto in questa direzione, perché non ce n'è ancora nella nostra regione e gli unici che possiamo vedere sono fuori dal confine. Credo che Sportland stia dando tanto in questa dimensione, ma credo soprattutto che tutto questo, essendo stato inserito il territorio di Sportland e del Gemonese in un'area dove si deve praticare il turismo slow, che è quello su cui stavamo parlando anche poc'anzi, e mi sembra che ci trovi di comune accordo un po' tutti, oltre ad una valenza che molte altre regioni non hanno, perché l'aspetto culturale ed enogastronomico che noi abbiamo, in molti se lo sognano e ce lo invidiano. Forse noi siamo anche abbastanza abituati a queste realtà che oggi sono diventate per noi uno status quo, un modo di vivere abituale, ma per chi viene da fuori, viene a Gemona, molto, molto spesso apprezza oltremodo, probabilmente oltre quello che noi pensiamo, riescono a pensare queste persone ad apprezzare i nostri territori, e quindi grazie anche all'apprezzamento che arriva da fuori, credo che la strada sia quella giusta. Qual è sì, non entro nel merito, abbiamo 2 SIC, abbiamo il tagliamento, ci sono veramente delle offerte straordinarie, senza entrare nelle discipline sportive che si possono praticare, nei risultati già raggiunti per quanto riguarda, solo per fare un esempio, il volo libero, ma riguarda anche tantissimi altri sport, la bicicletta, la corsa, cioè ci sono veramente moltissime attività che si possono praticare da noi. Non ultimo anche l'intervento fatto da Open Fiber. Non dimentichiamoci che oramai l'infrastruttura tecnologica che porta servizi digitali e connettività veloce sarà uno degli elementi importantissimi anche per chi vorrà fare turismo, a partire prima di tutto dall'albergatore, che non deve stare a diventare matto per mandare via dei documenti, ma soprattutto per chi viene da fuori e vuole poter lavorare in un posto che a livello di vivibilità è straordinario. Quindi a questo mi sento di aggiungere che le opere e le strategie vanno pianificate a monte. È difficile, se io dovessi oggi pensare alle preoccupazioni di oggi e non pensare al futuro, probabilmente avrei già lasciato questa sedia. Quindi diciamo che lo spirito che deve avere un'amministrazione comunale è quella di guardare avanti, guardare a qualche anno un po' più avanti, che è una cosa che non si fa da tempo. La politica, secondo me, si è dimenticato di farla, perché si occupa solamente dell'ordinario e non del futuro delle nostre generazioni, e non è nostra intenzione vivere di sopravvivenza. Noi dobbiamo dare risposte a quelle che sono le esigenze di oggi, ma credo che le realtà di oggi, se stessimo fermi e non facessimo nulla, sarebbero destinate all'oblio e alla chiusura automatica. Non dovremmo fare nient'altro che star fermi per vedere la loro chiusura. Oggi, se vogliamo aiutarle, dobbiamo garantire un'offerta molto più ampia, perché il limite più grosso della nostra comunità e del nostro territorio è di non avere sufficienti posti letto. Perché non ce ne sono sufficienza? Perché se vogliamo, così come vogliamo fare, stiamo organizzando con Promoturismo ed un soggetto privato che abbiamo individuato con grandi capacità e che è stato anche
colui che ha contribuito alla stesura del piano strategico della promozionale di Trentino Marketing, quindi la promozione del Trentino, che ha portato a risultati strabilianti solo 2 anni fa, e nello scorso anno si sono raccolti frutti incredibili, è perché vogliamo andare a fare promozione fuori dal giornale locale. Vogliamo andare a fare promozione nel mondo, e per poterla fare bisogna avere il coraggio di investire risorse significative. Non possiamo pensare di andare in qualsiasi paese d'Europa e presentarsi dai tour operator o in determinate comunità con 100 posti letto o poco più. È evidente che se si vuole portare turismo, fare economia e aiutare la città a crescere e a crescere in maniera significativa, dobbiamo farlo con coraggio ed soprattutto attirando investitori privati. È vero che se un investimento nasce oggi nei momenti di criticità, e non sono io a dirlo che sono questi i momenti su cui bisogna credere e investire, è evidente che forse un imprenditore solitamente vede molto prima di altri quello che può essere il futuro tra 3-4 anni. La mia domanda è: perché non crederci? Abbiamo tutto questo, abbiamo tutto ciò, e cosa dobbiamo? Stare lì ad aspettare che qualcuno venga da noi se non andiamo a fare la promozione altrove? Io credo che sia un po' il gatto che si morde la coda. Bisogna avere coraggio, stimolare investimenti. Vedo che gli investimenti nel nostro territorio stanno arrivando, e credo che soprattutto noi giovani dobbiamo avere il coraggio di buttare la palla avanti e andare a prenderla. Quindi a volte, nel rispetto ovviamente di tutte quelle che sono anche ovviamente le tutele ambientali, cioè oramai togliamoci dalla testa che il diritto alla parola della difesa del territorio e dell'ambiente fa capo solo a qualcuno o qualche associazione ambientalista. Dimentichiamocelo, perché oramai gli imprenditori sono già più avanti di noi anche su queste tematiche e stanno facendo investimenti importanti anche in questa direzione. Quindi credo che l'ampia giustificazione di queste direttive, mi scuso se mi sono dilungato anche un po', ma avevo lasciato spazio prima alle vostre considerazioni, siano abbastanza chiare e sufficienti per trovare un accoglimento da parte dell'intero Consiglio di queste direttive, e comunque anche un'astensione la colgo favorevolmente. Ecco, prego consigliere Venturini. Dichiarazione di voto? Prego. Sì, mi associo a quello che diceva poc'anzi anche il consigliere Gurisatti. Anche noi, diciamo, rispetto a questo processo, a questo punto all'ordine del giorno, daremo un voto di astensione, con l'idea appunto di come dire, lasciare che le cose maturino, e faremo delle valutazioni in maniera più puntuale sugli atti che seguiranno a questo indirizzo, che è propedeutico. Appunto valuteremo la capacità appunto di scrivere e di pensare e di elaborare una progettualità, come dicevo prima, che sia a 360 gradi rispetto alla questione turistica, e che non si focalizzi diciamo sul singolo intervento del glamping. Il glamping non salverà il turismo di Gemona, questo lo abbiamo capito penso un po' tutti. Grazie. Grazie consigliere Venturini. Se non ci sono altri interventi, io metterei ai voti. Posso? Non sento chi è che interviene. Se posso, proprio un minuto. Consigliere Bosello, lei allora intervenga e faccia anche la dichiarazione di voto del nostro gruppo. Niente, volevo avallare un po' quello che ha detto lei, dove è stato definito, secondo me, quella che è la cosa più importante dal punto di vista turistico, che è la strategia che noi dobbiamo mettere in atto come comune, come amministrazione rispetto a questo asset che ritengo vitale per la nostra cittadina. Quindi anche a risposta del consigliere Damiano, tutte le osservazioni sono state secondo me molto, molto puntuali e stimolanti. La creazione del modello Gemona, a mio avviso, è quello veramente su cui dobbiamo puntare, insieme all'essere garanti sul fatto di poter offrire e creare un pacchetto d'offerta che possa essere più qualitativo che quantitativo. Io sono onorato del fatto che, da cittadino di Gemona, che qualche imprenditore si affacci sul nostro territorio per portare del valore con il proprio denaro. Quindi è secondo me un aspetto molto importante, perché se cominciamo a riuscire ad attrarre questi imprenditori, queste persone, sicuramente riusciremo ad attrarre
anche turisti e persone che vorranno addirittura venire a vivere nella nostra cittadina. Ho sentito che rispetto al progetto glamping, ma che secondo me è cioè una gran bella cosa, però è una piccola cosa rispetto a tutto quello che dobbiamo fare, qualcuno magari è preoccupato del fatto che si crea una concorrenza troppo ambiziosa. Ecco, io vengo da un mercato nella mia attività in cui la concorrenza è feroce e io devo solo che ringraziare la concorrenza, perché lo stesso McKay diceva di amare la concorrenza proprio perché ci mette nella condizione di tirare fuori il meglio da quello che facciamo. Quindi questo penso che sia uno stimolo per fare in modo che tutte le nostre strutture ricettive di Gemona possano ambire sempre al meglio, perché la qualità è quella che paga sempre. Quindi la dichiarazione di voto, Sindaco, ovviamente per me è favorevole. Grazie consigliere Bosello. Le chiederei una cortesia, architetto Brugnoli, se può spegnere la telecamera. La ringrazio, le auguro buona serata, perché così riusciamo ad inserire anche visualizzare il consigliere Canci, che purtroppo la piattaforma dà spazio per 25 utenti. È già andata via? Sì, perfetto. La ringrazio, dovrebbe uscire proprio dalla postazione, architetto. Vi saluto, buon lavoro. La saluto, grazie ancora di tutto. Consigliere Canci, lei ora è attivo? Sì, io vi sento e vi vedo. Non so se adesso mi vedete voi. Ancora non la vediamo, però potrebbe esserci qualche minuto proprio per il collegamento. L'assessore Virilli mi diceva che deve uscire, e quindi assessore Virilli, se deve uscire, si assenti pure, così lasciamo spazio anche alla postazione per il capogruppo Canci. Grazie, vi saluto, grazie, arrivederci a tutti. Ecco, allora metto ai voti il punto numero 3 all'ordine del giorno: approvazione di direttive finalizzate alla formazione di nuove varianti agli strumenti urbanistici del Comune di Gemona. Permettete un secondo. Allora, Revolant Roberto favorevole, Cagnelutti Loris favorevole, Canci Andrea Favorevole. Palese Andrea favorevole, Di Giusto Mauro favorevole, Bosello Nicola Favorevole. Ferragotto Monica Favorevole. Balog Zagorka Favorevole. Giao Michelangelo favorevole, Zili Raffaella Favorevole. Patat Luigino favorevole, De Cecco Luca favorevole, Brolo Andrea favorevole, Scinto Giovanni favorevole, Londro Dalgisa Astenuta. Venturini Sandro Astenuto. Patat Mariolina Astenuta. Pischiutti Marco Astenuto. Venturini Sonia Astenuta. Gurisati Damiano Astenuto. Vidoni Teresa. Astenuta. Come prima do l'immediata esecutività dell'atto, se ci sono contrari me lo segnalino, se no do l'atto approvato a maggioranza come le direttive. Nessuno, quindi approvato a maggioranza anche l'immediata esecutività. Punto numero 4 all'ordine del giorno. Autorizzazione e acquisizione del demanio strade del Comune e della viabilità realizzata contestualmente all'intervento della ciclabile Gemona del Friuli Artegna sull'ex dime ferroviario dell'Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese. Questo ripercorre un po' il punto numero 2 all'ordine del giorno. Di fatto si tratta del tratto che sta interessando ai lavori dell'UTI del Gemonese. Si tratta di un sedime
di strada sterrata proprio nel nostro comune, che consente l'accesso al rilevato dell'ex ferrovia, della ferrovia storica. Noi con questo progetto qua di fatto autorizziamo esclusivamente l'acquisizione al demanio stradale, in modo tale da garantire la continuità, perché il pezzo successivo è già di proprietà pubblica, o meglio non solo pubblica ma anche comunale, quindi andiamo a completare l'intera proprietà per poter accedere alla ciclovia. Ci sono interventi a riguardo? Non vedo interventi, quindi metto ai voti il punto numero 4 all'ordine del giorno. Revelant Roberto favorevole, Canelutti Loris Favorevole. Canci Andrea assente, Palesi Andrea Favorevole. Di Giusto Mauro Favorevole. Bosello Nicola Favorevole. Ferragotto Monica Favorevole. Balo Zagorka Favorevole. Giao Michelangelo Favorevole. Zilli Raffaella Favorevole. Patat Luigino Favorevole. De Cecco Luca Favorevole. Brollo Andrea Favorevole. Scinto Giovanni Favorevole. Londro Dalgisa Favorevole. Venturini Sandro Favorevole. Patat Mariolina Favorevole. Pischiuti Marco Favorevole. Venturini Sonia Favorevole. Gurisati Damiano Favorevole. Vidoni Teresa. Favorevole. Approvato all'unanimità dei presenti. Immediata esecutività dell'atto, se nessuno è contrario. Approvato all'unanimità. Punto numero 5 all'ordine del giorno e punto numero 6 all'ordine del giorno. Non si tratta altro che dei due regolamenti che avevo già provveduto a trasmettere a tutti voi, legati all'ambito. Li cito testualmente e li voteremo in due separate sedi. Ditemi voi se poi volete intervenire, perché avevamo già discusso in consiglio regionale consiglio comunale, scusate, di questi due argomenti che sono stati trasmessi a tutti voi, non ci sono state osservazioni. È stato approvato dall'assemblea dell'ambito. Una volta approvata l'assemblea dell'ambito, sono rientrati nei comuni per approvazione di tutti i consigli comunali, di tutti i 15 consigli comunali, ed adesso, una volta approvati, verranno applicati. Crediamo che queste misure 4 verranno attuazione a partire, credo, dai primi di settembre. Questa almeno è l'indicazione che ci siamo dati. Il ritardo è dovuto alla situazione che si è venuta a creare in seguito al Covid, perché le nostre intenzioni erano quelle di applicarlo da aprile, poi si è pensato a giugno e poi si è andati ormai a settembre, proprio per poter garantire la sua applicazione. Il punto numero 5 all'ordine del giorno è l'approvazione dello schema definitivo di regolamento per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti, assemblea dei sindaci dell'ambito socioassistenziale del Gemonese del Canale del Ferro Valcanale. Il punto numero 6 all'ordine del giorno è approvazione dello schema definitivo di regolamento per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi territoriali per famiglie, adulti e anziani in condizioni di fragilità. Questi di entrambi non sono arrivate osservazioni da parte di alcuno, quindi chiedo se c'è qualcuno che vuole intervenire, o se no mettiamo i voti in separata votazione entrambi. È entrato il consigliere Canci, si vede. Spenga il microfono, la vediamo adesso. Perfetto. Prego, consigliera Patat, Mariolina. Ma mi ero anche prenotata per iscritto. Dunque,
Rilevo per prima cosa, per quanto riguarda il numero dei posti per il semiresidenziale per gli anziani, sono un po' pochi per quanto riguarda la nostra zona, quindi un'osservazione: 17 per il centro di Pontebba e 30 soli per il centro di Benzone sono effettivamente dei numeri abbastanza ristretti, anzi troppo. E il fatto che si parli di Benzone mi fa anche pensare che un ritorno a Gemona non è più ipotizzato, non è più previsto come prima cosa. L'elemento positivo, diciamo, che mi fa esprimere una personale soddisfazione è il fatto che la compartecipazione dei singoli è legata, quindi è commisurata al reddito. Finalmente vediamo quindi applicato per quanto riguarda l'uso dei servizi alla comunità quello che è previsto dall'articolo 53 della Costituzione, cioè che ciascuno dovrebbe, almeno in teoria, poi in pratica è un po' più difficile che questo si realizzi, chiudiamo parentesi, e ciascuno dovrebbe perciò contribuire ai servizi di cui fa uso in proporzione a quello che è il suo reddito. Quindi abbiamo visto che finalmente c'è uno scaglionamento in questo senso e ritengo che sia un elemento decisamente positivo. Sa benissimo lei, Sindaco, da quanto tempo io sostenessi la battaglia appunto perché anche su altri servizi quali lo scuolabus venisse applicato quindi un'analoga modalità. Ecco, questo è quanto. Quindi il numero ristretto della semiresidenzialità mi fa appunto pensare, per il resto evidentemente insomma una quota di compartecipazione è giusta ed è sì, anche perché i servizi è giusto che vengano valorizzati per quello che offrono. Grazie. Grazie consigliera Patat. Consigliera Vidoni ha alzato la mano? No, grazie. Allora non vedo altri interventi. Allora, è stata un'espressa volontà anche proprio dell'amministrazione comunale di Gemona, che ricordo ha anche il presidente nell'ambito, e quindi credo che ci sia una questione anche di equità che vada portata ovviamente in questa direzione. Lei prima faceva anche riferimento al centro diurno. Diciamo che in seguito a valutazioni che sono state effettuate rispetto ad una proposta che c'era presso il plesso di Campolesi, abbiamo riscontrato che non ci sono le condizioni per poter realizzare il centro diurno in quella struttura lì. Questo non vuol dire che non lo faremo, anzi abbiamo già un piano B, diciamo, stiamo lavorando in questa direzione. C'è anche da dire che stiamo facendo delle verifiche per capire anche con l'azienda sanitaria se determinate misure possono avere dei percorsi diversi. I centri diurni molto spesso nel nostro territorio sono anche un'anomalia. A livello regionale non ce ne sono tanti che siano istituiti su situazioni singole. Molto spesso sono collegati a residenzialità, semiresidenziali per gli anziani, anche tipo le case di riposo e quant'altro, sono collegati anche per una facilità di gestione. È chiaro che istituire un centro diurno ex novo nel territorio va ponderato assieme a tutto il territorio, a tutto l'ambito. Noi lo stiamo anche promuovendo e spingendo, quindi cercheremo di attivarci. Abbiamo anche nel frattempo, attraverso l'assessore Ferragotto, dato avvio a dei percorsi all'interno del nostro territorio comunale per attivare dei centri di aggregazione più che centri diurni, perché comunque gli anziani dobbiamo far sì che escano il più possibile di casa, non in questo periodo possibilmente dove li stiamo invitando a rimanere in casa, ma superata la pandemia cercheremo di recuperare anche il tempo perso, proprio che è stato perso perché non potevamo agire in condizioni diverse, proprio per aiutarli forse di più quella volta a farli uscire di casa, a socializzare e a svagarsi un po' anche tra compagni e tra amici di ogni tempo. Quindi
coinvolgendo anche ovviamente i giovani. Quindi è un pensiero sempre nostro, vogliamo e stiamo cercando in ogni modo di tutelare gli anziani, perché insomma sono i nostri padri e i nostri nonni, e quindi abbiamo particolare attenzione nei loro confronti. Allora, prego consigliera Londro, sì, prego. Sì, no, buonasera. No, dato che l'argomento centro diurno mi sta particolarmente a cuore, io auspico che questa progettualità dell'ambito venga portata, possa essere realizzata. Scusate, per quanto riguarda i centri di aggregazione, l'assessore Ferragotto che si sta adoperando, ben vengano. C'erano già alcuni nelle borgate di questi tipi di aggregazione, però vorrei precisare che i centri diurni sono cose ben diverse, perché sono dedicate alle persone non autosufficienti. E per la nostra zona questo è molto importante, anche perché ce n'è tanti in lista d'attesa che non trovano il posto e costretti sempre ad andare a menzone. Io spero, auspico che questo problema venga portato avanti. Grazie. Grazie consigliera Londro. Sì, senz'altro, come l'ho detto, è uno dei temi, non parliamo solamente di anziani, anzi anticipo già che dovrebbe essere addirittura d'arrivo, mi auguro, un contributo per l'ulteriore manutenzione di tutta la parte interna della casa anziani, quindi ci auguriamo possa arrivare quanto prima per iniziare i lavori anche di ristrutturazione interna e migliore comfort proprio per gli utenti, perché crediamo che sia giusto intervenire a loro favore, così come ci auguriamo possa intervenire un sostegno anche per il centro per i disabili posto sempre a Campolesi. Vedremo insomma come intervenire, dove intervenire, ma ci attendiamo anche in questa direzione un sostegno da parte della regione e speriamo che ovviamente arrivi, perché c'è una necessità anche in questa direzione. Quindi per quanto riguarda le fasce deboli siamo convinti che bisogna investire. Probabilmente quando è stata fatta la scelta di Campolesi c'erano normative diverse e non si erano fatti degli approfondimenti rispetto a delle strutture che noi abbiamo fatto preventivamente per comprendere se intervenire in quel luogo poteva avere una sua fattibilità o se viceversa intervenire in quel luogo lì voleva dire rischiare di mal investire le risorse. Quindi le valutazioni che stiamo facendo ovviamente sono per cercare di dare una risposta. Non c'è solo il limite della struttura sul quale stiamo cercando di trovare una soluzione idonea, ma c'è anche un limite legato all'organizzazione del servizio. Quindi in tandem stiamo cercando di trovare una soluzione assieme all'ambito, ma del quale una buona parte se ne fa carico il comune di Gemona. Grazie. Grazie. Bene, metto ai voti. Brolo Andrea è uscito? Boh. Metto ai voti il punto numero 5 all'ordine del giorno, approvazione dello schema definitivo di regolamento per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo dei servizi semi-residenziali per anziani non autosufficienti, assemblea dei sindaci dell'ambito socioassistenziale del Gemonese e del Canale del Ferro. Valcanale, chi è favorevole? Aspettate un attimo. Allora, Revelant Roberto, favorevole. Carneluti Loris? Favorevole. Canci Andrea? Favorevole. Palese Andrea? Favorevole. Di Giusto Mauro? Favorevole. Bosello Nicola? Favorevole. Ferragotto Monica? Favorevole. Ballo Zagorka? Favorevole. Giao Michelangelo? Favorevole. Zilli Raffaella? Favorevole. Patar Luigino? Favorevole. De Cecco Luca? Favorevole. Brolo Andrea? Assente. Scinto Giovanni? Favorevole. Londra Dalgisa? Favorevole. Venturini Sandro? Favorevole. Patat Mariolina? Favorevole.
Pischiuti Marco, Favorevole. Venturini Sonia, Favorevole. Gurisati Damiano, Favorevole. Vidoni Teresa, Favorevole. approvato all'unanimità dei presenti. L'immediata esecutività dell'atto. Se ci sono contrari, nessun contrario, approvato all'unanimità. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Approvazione dello schema definitivo di regolamento per l'accesso e la compartecipazione degli utenti al costo di servizi territoriali per famiglie, adulti e anziani in condizioni di fragilità. Revelant Roberto, favorevole. Canelluti Loris, Favorevole. Canci Andrea, Favorevole. Palese Andrea, Favorevole. Di Giusto Mauro, Favorevole. Bosello Nicola, Favorevole. Ferragotto Monica, Favorevole. Balog Zagorka, Favorevole. Giao Michelangelo, Favorevole. Zili Raffaella, Favorevole. Patat Luigino, Favorevole. De Cecco Luca, Favorevole. Brolo Andrea, assente, Scinto Giovanni, Favorevole. Londra Dalgisa, Favorevole. Venturini Sandro, Favorevole. Patat Mariolina, Favorevole. Pischiuti Marco, Favorevole. Venturini Sonia, Favorevole. Gurisati Damiano, Favorevole. Vidoni Teresa, Favorevole. approvato all'unanimità dei presenti. Diamo l'immediata esecutività al punto numero 6 all'ordine del giorno. Se ci sono contrarietà, nessuna contrarietà, approvato all'unanimità. Punto numero 7 all'ordine del giorno. Rinnovo dei patti parasociali con i soci di CAFC SPA in materia di governance della società medesima per il periodo 2020-2024. Mi scuso innanzitutto perché questo ordine del giorno è entrato in aggiornamento a quello precedentemente inviato. La richiesta ci è arrivata in ritardo e quindi abbiamo chiesto, vista l'opportunità di riuscire ad inserire proprio in extremis entro le 24 ore questo ordine del giorno, del quale io ai sensi del regolamento vi dico anche che c'è la possibilità di posticiparlo al successivo regolamento, al successivo consiglio, però ritengo che vista la tecnicità di questo punto e considerato che si tratta di una situazione che si ripete da anni rispetto ad una consuetudine ove il comune più grosso in ambito del CAFC di fatto al quale deleghiamo questo atto e questa attività, credo che possiamo inserirlo in questo ordine del giorno. Non c'è nulla di diverso rispetto al passato, anche se il comune di Udine cambia colore politico o quant'altro, di fatto è sempre stata così e credo sia anche giusto così in questo contesto. Quindi ho chiesto l'inserimento del punto all'ordine del giorno e chiedo se siete tutti d'accordo sul trattarlo e sul votarlo se non ci sono interventi. Non vedo contrarietà, è entrato il consigliere Brollo che prima era uscito, e quindi metto ai voti il punto numero 7 all'ordine del giorno. Rinnovo dei patti parasociali con i soci di CAFC SPA in materia di governance della società medesima per il periodo 2020-2024. Revelant Roberto, favorevole. Carnelutti Loris, Favorevole. Canci Andrea, Sì. favorevole. Palese Andrea, Favorevole. perfetto. Palese Andrea, Favorevole. Di Giusto Mauro, Favorevole. Bosello Nicola, Favorevole. Ferragotto Monica, Favorevole. Balog Zagorka, Favorevole. Giao Michelangelo,
Favorevole. Zilli Raffaella, Favorevole. Patat Luigino, Favorevole. De Cecco Luca, Favorevole. Brollo Andrea, Favorevole. Scinto Giovanni, Favorevole. Londra Dalgisa, Favorevole. Venturini Sandro, Favorevole. Patat Mariolina, Favorevole. Pischiuti Marco, Favorevole. Venturini Sonia, Favorevole. Gurisati Damiano, Favorevole. Vidoni Teresa. Favorevole. Approvato all'unanimità tutti i presenti. Se non c'è contrarietà nell'immediata esecutività dell'atto, approvato all'unanimità anche questo punto numero 7 all'ordine del giorno. Punto numero 8 all'ordine del giorno, approvazione verbali delle sedute precedenti. Permettete un attimo. Revelant Roberto favorevole, Canelluti Loris, Favorevole. Canci Andrea, Favorevole. Palese Andrea, Favorevole. Di Giusto Mauro, Favorevole. Bosello Nicola, Favorevole. Ferragotto Monica, Favorevole. Ballo Zagorka, Favorevole. Giao Michelangelo, Favorevole. Zilli Raffaella, Favorevole. Patat Luigino, Favorevole. De Cecco Luca, Favorevole. Brollo Andrea, Favorevole. Scinto Giovanni, Favorevole. Londra Dalgisa, Favorevole. Venturini Sandro, Favorevole. Patat Mariolina, Favorevole. Pischiuti Marco, Favorevole. Venturini Sonia, Favorevole. Gurisati Damiano, Favorevole. Vidoni Teresa. Favorevole. Allora, abbiamo concluso i punti all'ordine del giorno odierno. Approvato, scusi segretario, all'unanimità il punto numero 8. Vi ringrazio ovviamente tutti. Credo che abbiamo dato anche in un momento come quello attuale un importante anche messaggio alla comunità, insomma, di unione, di collaborazione, e quindi non vi nego che ho apprezzato anche il vostro comportamento di fronte anche a atti comunque di natura strategica, e credo che possano questi contribuire a migliorare la nostra città. Credo che il prossimo Consiglio Comunale si terrà non prima della fine di maggio o metà giugno. Non credo che abbiamo altri adempimenti in questo momento. Credo forse che ci possa essere il consuntivo, i cui termini sono stati posticipati, però è anche stato ammesso l'approvazione in giunta precedente al Consiglio, quindi comunque vi terrò aggiornati su questo. Vi saluto, grazie e buona serata a tutti.